Io ritengo di dover dare voce alle proteste dei cittadini. Più abitanti di Piazza San Giacomo mi hanno segnalato questa situazione, che in effetti è una situazione semplicemente pericolosa. Abbiamo un grande avvallamento di una decina o anche di più di metri quadrati, di parecchi centimetri, come si può vedere, che fa pensare che la strada stia sprofondando. Ho scritto al sindaco e all'ufficio tecnico del comune perché diano una risposta e intervengano puntualmente per porre rimedio. Qui la situazione di pericolo continua ad estendersi. Io credo che ai cittadini bisogna sempre dire la verità. Non bisogna nascondere nulla, questo è il punto basilare per una buona amministrazione, e oggi non si danno risposte e si nascondono troppe cose, alimentando anche un regime di falsità. Per questo io invito tutti gli organi di informazione domani, mercoledì alle 5, alla conferenza stampa che terrò, parlando in quel caso della verità sulle bollette idriche dell'acqua, su quello che avverrà ad Agrigento con la nuova bolletta proposta dal lato idrico. E sarà una verità clamorosa, dimostrerò documenti alla mano che con la nuova bolletta che si sta approvando ogni famiglia agrigentina pagherà mediamente un terzo in meno. Ogni famiglia agrigentina di 3 persone pagherà mediamente 100 euro in meno e finalmente, altra battaglia vinta, non si pagherà più la depurazione, la tassa sulla depurazione da parte di quei cittadini che non fruiscono del servizio. Tutto questo è la verità sulla battaglia che stiamo vincendo. Tutto questo da una serie di super bugiardi è stato nascosto fino a ieri. Ovviamente anche questa tematica verrà portata in Consiglio Comunale perché Giuseppe Arnone intende sempre confrontarsi, intende dimostrare ai cittadini come stanno le cose nel contraddittorio con coloro che hanno qualche cosa da dire, e chi ha chiesto i voti in Consiglio Comunale qualche cosa da dire dovrà averla. Concludo, ho invitato anche domani il presidente del lato idrico Eugenio Dorsi, perché è opportuno che anche Dorsi contribuisca a far sapere ai cittadini la verità, a far sapere come stanno effettivamente le cose.